Voi sapete che le giornate bagnate portano fortuna tutto il periodo di Natale, quindi questo è il segnale che il nostro Natale sarà molto fortunato. Come vuole la tradizione, oggi venerdì 8 dicembre, festa dell'Immacolata, si è inaugurata anche ad Abano Terme la stagione natalizia. Quest'anno il comune termale ha investito molto sulle festività, ben 140.000 euro per gli addobbi natalizi. Anche gli esercizi hanno contribuito agli addobbi, una sinergia, quella tra comune e privati, che ha portato a rendere più sfarzosa e accogliente la città. Oggi, per l'apertura della kermesse denominata Abano Street Christmas, sono stati illuminati l'albero da 12 metri in Piazza dei Caduti, il pacco regalo del parco urbano e la palla gigante nel villaggio di Babbo Natale situato nei giardini del Cursal. Ad animare l'accensione, le note dei Backswing Saxophones, uno spettacolo alternativo di pattinaggio, e i carboni ardenti delle strie. Anche se il maltempo oggi ha segnato la giornata, si prevede un periodo d'oro per il Natale alle terme. Molto positivo su ciò anche il primo cittadino Federico Barbierato. Ci sia già quasi il tutto esaurito negli alberghi per il periodo di Natale e credo che quest'anno questo comune probabilmente supererà i 2 milioni di presenze turistiche. È un obiettivo che anticipiamo di un anno e che credo faccia ben sperare tutti noi. Credo che questa città potrà diventare una città sempre più internazionale e questo è l'obiettivo che abbiamo davanti per i prossimi anni. Auguro a tutti un buon Natale, un sereno periodo natalizio e soprattutto anche vi auguro di avere molta fortuna perché ne abbiamo bisogno tutti. Sfishamber Channel News, Abano Terme.